di lasciare il posto centrale libero. Ed eccoci al secondo incontro di questa giornata. Il secondo incontro vede protagonista Teresa Manes, che verrà coordinata da Alessio Onnis. Alessio Onnis ha 54 anni, vive a Serramanna e proviene da Sardara. Ha sposato 26 anni fa la sua compagna di liceo Francesca. Laureato in pedagogia, gli piace scrivere canzoni. A livello professionale, da 3 anni la sua vita ha subito una svolta in quanto dopo 25 anni di lavoro come educatore si è rimessa a studiare riuscendo ad acquisire la specializzazione nel sostegno di alunni con disabilità, che gli ha offerto l'opportunità di entrare a pieno titolo nel mondo della scuola. La musica, lo sport, il camper, l'arte e la meditazione sono le sue più grandi passioni, che cerca di declinare nelle sue giornate vissute a servizio dei giovani in difficoltà, oltre che della sua famiglia. Il suo sogno comunque rimane quello di concludere il restauro della casa capitanese in cui vive e in cui ci ospiterà la settimana prossima, dopo anni in veste di coordinatore all'interno del Festival Stangius. L'anno scorso è stato anche protagonista col suo libro. È multitasking, Alessio. E adesso ti lascio la parola e a voi buon ascolto. Ed eccoci qui, buonasera a tutti. Siamo in presenza di un personaggio che sicuramente tutti conoscete già e che non ha bisogno di presentazioni. Teresa Manes, madre di Andrea e Daniele Spezzacatene. Okay? L'evento che il 20 novembre del 2012 ha stravolto completamente la sua vita e che l'ha resa una madre non solo resistente, resiliente, ma un punto di riferimento per tante madri, educatori, insegnanti, allenatori di calcio, parroci, chi più ne ha più ne metta. È diventato, come dire, è diventata una notizia di dominio pubblico, soprattutto intanto per me e per i miei alunni, già questo scorso anno scolastico, quando appunto c'è stata la proiezione in tutta Italia del film Il ragazzo dei pantaloni rosa. Alzi la mano chi ha già visto il film. Chi non l'ha visto? Leggete prima il libro, come è capitato a me, perché mi sembra un luogo comune, no? In genere si dice così, tu vedi il film, poi leggi il libro. Il libro già in sé, la storia, un film, il cui capitolo più bello è Andrea. E quindi io vorrei, senza tanti convenevoli, che so che a te non piacciono, entrare subito così nel merito di questa conversazione, che, lo dico subito, non potrà essere soltanto la resistenza delle donne, ma è anche una serata dedicata all'educazione, all'inclusione, al rispetto. In una prima parte mi piacerebbe che entrassimo nel merito delle tematiche più profonde e quindi ti chiederò chi era Andrea per te. Poi passeremo a parlare un po' della tematica del dolore, della trattazione lo stesso, dalla tua rieducazione, e poi, dato che la tematica principe sarà il bullismo e come insegnante mi interpella in prima persona, qui abbiamo anche la professoressa De Salvi, ma anche le mie colleghe di sostegno, tutte, come dire, come ciascuno di noi d'altronde, guarda quanti siamo. Siamo tantissimi, però tutti coinvolti e responsabili, nessuno incluso, nessuno escluso, tutti inclusi in questo, che nella seconda parte mi piacerebbe che fosse come il lancio di un impegno personale per ciascuno di noi, come parte di un mosaico meraviglioso che senza rimpianti per, si dice, ma come eravamo belli quando noi eravamo adolescenti. Ecco, non sono tra quelli che sostiene questo. Io vedo tutti questi giovani qui, sono già belli e perfetti in sé. Sei d'accordo con me? E quindi però
come ogni scarafone bella mamma soia. Abbiamo il ragazzo dei pantaloni rosa, no? Come un epiteto, un soprannome, non potrà mai sovrapporsi alla bellezza del capitolo più importante della tua vita, che è Andrea, e che è diventato un verbo. Non so se hai mai riflettuto su l'anagrammare delle ultime 3 parole delle lettere di Andrea. Andrea diventa andare. Ci avevi mai pensato? No, intanto buonasera a tutti e grazie. Chi è Andrea per te, veramente? Un applauso. Che possa essere una carezza intanto per te, questo applauso. Sicuramente. Andrea è. Andrea, ecco, quando quel giorno all'obitorio c'era un sacco di gente. Io avevo salutato mio figlio dentro quella bara e quando era venuto il momento di saltare il coperchio io ero uscita fuori, mi ero dispersa tra la folla ed era uscito fuori mio cugino Giuseppe. Ok, che mi aveva fatto segno da lontano, stanno per chiudere. E io gli ho fatto, mi sono sollevata con tutta la forza che potevo in quel momento, che mi sentivo veramente niente. L'ho impressa tutta sulla punta delle dita dei piedi per farmi alta, con la mano sopra la testa della gente. No, perché la morte si era preso la carne, il corpo di mio figlio, ma lo spirito gliel'avevo strappato via. Lo spirito doveva diventare altro. Non esisteva che mio figlio, che apparentemente si mostrava solare, aperto alla vita, morisse lì dentro. Doveva diventare qualcosa di potente. E spero di esserci riuscita, facendone simbolo di resistenza, di resilienza, perché il successo del film è stato decretato dagli stessi giovani che, andando a vedere quel film, si sono ritrovati. Chiunque ha visto il film Il ragazzo dei pantaloni rosa ha ritrovato un pezzo di sé. Era facile portare gli studenti, come dico spesso, a vedere il film. Non era scontato che gli studenti ci ritornassero poi da soli, magari accompagnati anche dai genitori, chiedendo ai genitori: mamma, papà, andiamo al cinema, andiamo a vedere assieme questo film, e diventando strumento per una comunicazione nuova. E questo per me è stato il più grande successo del film. Benissimo, un applauso anche al film. Ha ricevuto venerdì scorso il premio Chineo a Venezia come miglior film italiano. Andrea Arru, il protagonista del Bullo, che per ironia della sorte si chiama come Andrea, tuo figlio, ha ricevuto anche il premio come miglior attore. Però ecco, nel chiudersi di quella bara tu ti sei strappata l'anima bellissima di Andrea, che aveva delle caratteristiche che tu descrivi molto bene in tutta la trama del tuo libro. Assieme alla parola dolore e perché, soprattutto, noi vediamo come una mamma non si arrende mai, anzi nel momento in cui sta per cadere nel tranello della depressione, del non riuscire a sopravvivere al dolore dei dolori, riesce a tirar fuori dall'infinito amore che ha qualcosa di ancora più grande, ok? Oserei dire. Andrea, nel libro parlo io, bisogna rieducare il pensiero. Il dolore comunque è energia, e quello, io prima di pensare a quello che mi è rimasto, il dolore, penso a quello che mi unisce
ed è amore. Questo mi unisce a mio figlio. E poi forse tanti dicono sei una donna forte. No, forse ho avuto la fortuna di sapere è qui dentro, anzi forse più che dentro sta accanto, perché se stava dentro mi avrebbe affossata. L'ho levato, me la sono strappata dal petto e me la sono messa accanto perché ci ho imparato a convivere. Però poi abbiamo, io sono un po' pazza, io ho parlato col mio dolore, gli ho detto tu mi stai accanto, però fai quello che dico io. Quindi ho sfruttato questo dolore, che è energia, e l'ho convertita e l'ho fatta diventare un'energia positiva e propositiva. Benissimo, grazie. Leggendo il libro si attraversano varie fasi, quello della notizia, del rientro dalla Calabria dopo averla appena avuta drammaticamente, dell'attesa, del funerale, e poi c'è appunto il capitolo dell'analisi, dove tu vedi, ti configuri davanti il dolore come un prisma, no? Con tanti aspetti. Ti chiedo, se in questo momento avessi il tuo dolore qui a fianco, no? Tra noi due, che faccia avrebbe? Che cosa gli diresti? No, in questo momento, vieni con me nell'Emma, tu vieni con me e devi fare quello che dico io, perché altrimenti il dolore si spreca. Allora, se tutto questo è servito, perché bisogna anche contestualizzare il fatto, mio figlio è morto, ormai sono passati 13 anni, 13 anni fa non si parlava di bullismo, 13 anni fa era una ragazzata, oggi non è più considerato una ragazzata, oggi è cambiata la percezione, voi state toccando con mano la solitudine, le fragilità anche dei vostri figli. Allora diventa un momento questo di condivisione, di riflessione, posso diventare forse strumento. Io non sono nessuno. Tante volte mi dicono che consiglio dai ai genitori. Io certe volte mi sento di aver fallito come genitore. Che consiglio posso dare io che mi si è ammazzato un figlio? Che cosa posso dire a un'altra mamma? Stai attento, parla con tuo figlio. Io con mio figlio ci parlavo e alla fine non parlavo di niente, perché, ripeto, i figli si conoscono veramente soltanto fino a quando li vediamo svoltare l'angolo, poi cambiano pelle. Allora, quello che dovremmo fare è veramente non entrare in una posizione conflittuale con la scuola, che è l'altro luogo dove i nostri figli vivono, ma cercare di recuperare violento, no? Perché quello che non si vede nelle pareti di casa magari si vede all'interno delle mura della scuola, e soltanto se circola questa informazione allora si può essere d'aiuto anche ai nostri figli. Sì, ecco. Poi entreremo magari nel merito delle strategie, del linguaggio al quale tu dai molta importanza. La rieducazione del linguaggio io punto tantissimo. La gentilezza, certo. Ma perché già lo stesso è stato, ecco, la ragazzata, sì vabbè, io ricordo quando in commissariato, ma in quella pagina che è stata poi risucchiata da Facebook dietro disposizione dell'osservatorio che vigila contro le discriminazioni di genere, l'OSCAD, che è un organo di polizia, perché c'era, vabbè, ma non c'era ma quando, come non c'è? Quando nella stessa etichettatura il ragazzo dei pantaloni rosa, che apparentemente sembra non dire niente e invece c'è tutto il peso del pregiudizio dentro. Allora, come non c'è? Le parole sono pietre e io con queste pietre ho scelto di costruire. Sì, bene. Ricordiamo appunto che il Tribunale ha archiviato l'inchiesta a causa del processo perché non ha trovato nessun nesso causale tra il cyberbullismo di cui Andrea è stato vittima e il suo suicidio.
Però attenzione, Sì. io sono la prima a dire tuo figlio è morto, mio figlio non è morto di bullismo. Io credo che dietro al suicidio poi ci sono tante ragioni, non ce n'è sta soltanto una. Quindi anche io forse ci sono state delle mancanze che poi messe tutte assieme spingono poi una persona verso questa soluzione irreversibile. Ma se io puntassi sempre questo dito, se tutti noi puntiamo è colpa sua e non facciamo un'autocritica, non ci interroghiamo pure noi per primi, il passo avanti non lo fa nessuno. Sì, grazie. Volevo, grazie ancora, portare all'attenzione un dato. Il report sull'adolescenza appena uscito, Istat, ci dice che il 46,6% dei giovani di età compresa tra i 12 e i 17 anni soffre di depressione o di ansia. Questo significa che la metà dei nostri ragazzi sono a rischio, sono come su un crinale, no? E come dicevi tu, basta una piccola spintina, ok? No? Una presa in giro. Sarebbe interessante anche parlare di questa, tra virgolette, la presa in giro, che per i ragazzi può essere una cosa da prendere sotto gamba, così, però per un ragazzo vulnerabile, in stato anche così di depressione triste, di passione triste, potrebbe essere anche decisivo, ok? Quindi quanta importanza acquista, no? L'attenzione, l'osservazione che noi come genitori, educatori, società educante, tutti insieme, nessuno escluso, dobbiamo portare ai nostri giovani. È fondamentale partire soprattutto dall'osservazione, osservare, ecco, come docente di sostegno, no? Si parte dall'osservazione, un'osservazione che sia a 360 gradi, non l'osservazione come il nostro figlio si può interfacciare con noi, come si interfaccia con i compagni, come si interfaccia con gli altri amici, con le altre persone adulte, con l'estraneo. Io soltanto l'anno scorso avrò incontrato proprio facendo una stima in difetto almeno 30.000 giovani. E sono stata anche, i dati Istat li conosco bene perché sono entrata nel tavolo interministeriale proprio per lavorare sul piano di azione integrato della legge, richiamato dalla legge del 2017, quella che è stata poi che ha obbligato poi le scuole ad aprire finalmente questi cancelli alla trattazione di questa tematica, perché nel 2012, quando è stato il caso di mio figlio, ancora non se ne parlava nelle scuole. È cambiata proprio la mentalità in questi 13 anni, perché mentre prima la scuola non ne parlava perché parlare di questo significava riconoscere che all'interno della scuola magari c'era il bullismo, oggi invece si capisce finalmente che parlare preventivamente di bullismo significa attivare uno strumento, forse l'unico strumento davvero di contrasto di questo fenomeno. Per come la vedo io, cioè io sono la prima che si spende in prevenzione, va nelle scuole, ho già una lista di 40 scuole, insomma, che aspettano che gli do una data. Però non basta vedere il film, non basta leggere il libro, bisogna poi coltivare, no? Questa semina, perché il cambiamento il cambiamento lo facciamo noi tutti assieme. Io posso aver dato una spinta, ma poi è il compagno che alza la mano e dice io ho visto, è la vittima che trova il coraggio e dice sono vittima, è il bullo che si rende conto che quello che sta compiendo non è uno scherzo, perché il film è una cosa, no? Come nel caso
Prima insomma c'è poi una rivisitazione per rendere proprio la produzione cinematografica. Però mio figlio è stato vittima piuttosto di violenza verbale, e questo perché viviamo un tempo in cui il livello dell'asticella della violenza si è alzato paurosamente e noi non ci facciamo neanche più caso, e la violenza verbale è quella che si insinua subdola, che ti scava dentro, che un ragazzo di 11 anni, un bambino di 10-11 anni, perché si è anche abbassata questa soglia, va a minare la costruzione identitaria, mina l'autostima e arriva veramente a percepire quel senso di inadeguatezza che o l'affossa o comunque lo porterà, questa la porterà avanti per tutta la vita, segnandone anche il destino, e non è giusto. Sfogliando le pagine del tuo libro, così ben descritto, in tutta la considerazione delle tue emozioni, degli aspetti fisici, aspetti più profondi della tua coscienza, vedo Andrea, no? Sempre in primo piano, poi sullo sfondo, mentre in primo piano appare Daniele. Non ti ha mai mollato la tua famiglia, dalle prime alle ultime pagine li porti sempre con te. Anche in questo momento sono, cioè, sì. A me, diciamo l'Italia, sì, mi vede me, però dietro a me c'è il mio ex marito, c'è mio figlio Daniele, ci sono ancora i miei genitori che sono anziani, ma io ogni passo che ho fatto, se vado nelle scuole, se c'è stato il film, se c'è stato prima ancora il libro, io dovevo avere il loro benestare, perché non è soltanto un dolore mio, deve avere il rispetto anche dell'altro, dei sentimenti dell'altro. E loro mi hanno sostenuta, e ci vuole anche forza in questo, a mandare avanti e non... Sì. Andare, quindi? Sì, andare. Andare oltre. Prima mi sono passati sì, davanti tutti eccoli, questi ragazzi qua. La vedete? Loro non mi hanno riconosciuta. Mamma Teresa. Io mi sono commossa quando li ho visti passare, perché sono venuti apposta, li avranno accompagnati sicuramente. Sì. Però in questo passaggio, in questa storia, ho visto quel movimento. Che questo movimento riesce a trainare e a motivare ogni giorno anche per noi insegnanti. Noi facciamo con i genitori il patto di corresponsabilità, che in una parola significa stringerci la mano. Come? Il patto di corresponsabilità che viene firmato, ma quanti lo leggono poi? No? Quanti lo leggono, ma quanti ancora lo rispettano? Non lo so. Insomma, io faccio autocritica per quanto mi riguarda, però c'è uno dei passaggi più importanti, secondo anche il protocollo che ogni scuola deve firmare, ammesso che voglia contrastare e fare guerra a questo virus che abbiamo chiamato bullismo, violenza, però è che non è solitario. Imperversano le dipendenze, l'abuso, l'uso di alcol, nelle nostre scuole ci sono violenze subdole che nessuno si immaginerebbe. Ecco, in questo patto di corresponsabilità c'è il concetto di emersione, no? Chiunque vede deve parlare, perché l'omertà è complice, sei d'accordo? Assolutamente, il bullismo, ma non solo, tutti questi mali sociali si alimentano di indifferenza, dell'indifferenza. Esatto. Per cui, se sei d'accordo, io leggerei uno stralcio del tuo bellissimo libro. Per tornare un attimo alla prima parte, c'è un'unica foto nel libro ed è probabilmente... la pagina. Io sto solo su Facebook. Sì. Non sto avevo aperto Instagram, però poi ho chiuso perché non ce la faccio. Anzi, ma avevo aperto anche un profilo su TikTok al mio cane Arturino, un Jack Russell, poi ho lasciato perdere. E quando all'uscita del film
I ragazzi mi hanno detto, ma lo sai che vai forte su TikTok, TikTok? E sono entrata col profilo del cane, ho visto Arthur. A Serramanna adoriamo gli animali, i cani Sì. in particolare. Abbiamo il randaggino anche, che Sì. è la comunità dei cani. Posso leggere? Sì. Quello che indosso è il pantalone del pigiama di Andrea. Quando appresi della sua morte, me lo infilai distinto, forse in un tentativo di incarnarlo. Mi impossessai pure del suo cuscino, a cui non cambiai la federa per parecchio tempo, visto che manteneva ancora il suo odore. Che vi credete? Mica passa niente. Col tempo si impara a mantenere salda una memoria, ad esempio del suono della voce che ancora conservo nella parola mamma, o della stretta del suo abbraccio quando lo ritrovo in una foto. Grazie. Ma col tempo si rafforza pure una ragione. Perché se è vero che mio figlio non c'è più, è pur vero che al suo posto resta una lotta. E questo pigiama me la ricorda. Tutte le volte che me lo levo per iniziare una giornata, me lo ricordo. Perché non c'è giornata spoglia del mio impegno a tentare di contrastare un fenomeno che tiene prigioniera ancora tanta gente. Come me, nella quotidianità del mio lutto, che molti non vedono più, come se fosse una tempesta lontana, che altri calpestano, come se fosse una buca asfaltata, che io, invece, ravvivo. Quando ho saputo dalla mia collega Michela, la nostra referente sul bullismo, che i ragazzi più entusiasti dopo la visione del film erano quelli i cui genitori non volevano che andassero a vederlo, chissà per quale ragione, ce lo siamo chiesti naturalmente, abbiamo analizzato ogni aspetto, io ho detto, caspita, è proprio vero che là dove meno te lo aspetti, no? Sbocciano dei fiori meravigliosi. E questo ci ha portato poi, rientrando in classe, a continuare un discorso, una condivisione, no? Noi in Sardegna abbiamo un proverbio sulla condivisione. Provo a recitartelo. In su bratto braziu, s'angelosi doi ezzidi. Hai capito qualcosa? No. Traduciamo? Necessito, sì, di una traduzione. Nel piatto condiviso vi si siede un angelo, no? Ho come l'impressione che stasera qui, dalla condivisione del tuo dolore, della tua memoria, non oserei chiamarlo lutto, se vogliamo, con tutto il rispetto, io stia attingendo, ma penso anche altri, no? Un'energia, una forza che ci servirà per dare sostanza e per rientrare nelle nostre aule, nei nostri campi da calcio, nelle nostre aule catechistiche, non so quali altri ambienti in cui incontriamo i ragazzi, con una speranza nuova, diversa, veramente. E tu mettiti nei miei panni. Nei tuoi panni mi vorrei mettere. Allora, cosa provi tu? Ecco, io secondo voi posso considerare mio figlio morto? No. Okay. E infatti, nel buio che calava in quella macchina carica di strazio, si abbozzava la consapevolezza vera di quanto sia preziosa la vita che va. Tu stai tornando da Crotone verso Roma, ok? E già, appena saputo tutto, c'era questo germe di vita dentro di te. Chissà, la domanda perché era gigantesca, forse adesso sia un po' assottigliata. Non voglio fare l'investigatore privato, però secondo te l'aver trasformato la morte in vita è passata anche attraverso la ragione, delle strategie, delle tecniche che non ti hanno lasciato sentire sentire solo? Non ti solo? rispondo perché uscirà l'anno prossimo un nuovo libro dove entrerò proprio nelle viscere di questi. Abbiamo un'anteprima, mi sento un po' Fabio Fazio a questo punto. Va bene, ci sarà
Sì. Sì, ok. E riguardo al non esserti sentita sola da un punto di vista della rieducazione, dell'accompagnamento, che consiglio potremmo dare a tutte quelle mamme? Prima hai parlato della condivisione. Sì. Io nella condivisione ho trovato la salvezza. Cioè a me proprio il tirare fuori questa cosa mi ha permesso, io lo ripeto spesso questo, questa cosa mi sta dentro alle mani, mi ha permesso di guardarla, di girarla intorno, di capovolgerla, girarla, mi ha permesso di conoscerla. Poi questa cosa me la sono rimessa dentro. Però quando questa cosa, che può essere anche la rabbia, che poi monta perché è normale, no? Può essere, perché il dolore, si dice dolore, ma ha tante componenti. Allora quando esce fuori, quando si leva su, si tira fuori, io prima la riconosco prima e la so anche gestire e contenere meglio. Bene, grazie. Guarda questi ragazzi. Quindi per dire, se avete... Allora, c'è qualcuno? Forse questo volevi... c'era, no, io anche quando vado nei ragazzi, perché quando vado nelle scuole vado con un format mirato, perché voglio lasciare dei messaggi e voglio maturare una consapevolezza, perché quello che vi stavo dicendo prima, il film è ispirato chiaramente, non è proprio la riproduzione fedele, e mio figlio è stato vittima piuttosto di violenza verbale, quella violenza che anche chi la esercita non la considera neanche più tale. Questo lo vediamo anche quando con gli smartphone, no? Quando ci sono le scene cruenti che vengono scrollate, si dice così, veloce, fino a quando non c'è quella proprio cruenta che allora attira l'attenzione. Figurarsi se parole, se uno si scandalizza più con una parola tipo frocio, cioè, e quindi ci sono parole che passano come intercalare comune, dove anche noi adulti non ci facciamo più caso, eppure sono parole offensive. Quindi soprattutto ai ragazzi poi l'invito è quello di tirare fuori, di non tenersi tutto dentro e di condividere, perché io entrando nelle chat, qui non lo so se l'ho scritto pure qua, comunque entrando in quelle conversazioni che Andrea si scambiava con i compagni, con le compagne, io tra le righe ho trovato quella inconsapevolezza dei compagni che piano piano si stavano trasformando in bulli e di mio figlio che piano piano stava diventando una vittima. Neanche mio figlio si stava rendendo conto di questo processo. Quindi ecco, Andrea confidava, per esempio, c'erano degli indicatori di disagio che io non ho visto, a loro ha parlato di tagli, c'era stato anche un primo tentativo di suicidio, che lui confida agli amici, però questi amici ce lo vengono a dire quando Andrea ormai non c'era più. E questo non lo dico perché addosso, colpa loro, se me l'avessero detto prima, magari quei ragazzi hanno pensato, sta scherzando, oppure, che ne so, sta esagerando. Non hanno, soprattutto quando sono così piccoli, quegli strumenti, forse, per capire che quelle confidenze non sono confidenze, ma sono degli indicatori di disagio grave. Allora, se sapete che un'amica, un amico vi racconta delle cose, ecco, non sono dei gesti così, non fate gli infami, non siete delle spie, se andate a dirle ad una persona adulta di riferimento. In ogni scuola c'è il prof antibullismo, ci sono anche delle app dove c'è anche il commissariato online per le cose più gravi, dove fate tutte le segnalazioni anche in anonimato, non vi viene a bussare poi la polizia. Sono piccole informazioni che però è giusto insomma veicolare. Certo, grazie. Avete sentito ragazzi?
Non teniamoci dentro questi piccoli grandi fastidi. A volte ci sono anche i collaboratoriata, che meglio anche dei prof o gli stessi genitori raccolgono e ci dicono... La non scuola è so... un mondo meraviglioso, la Sì. scuola è fatta di persone. Sì, certo. Sì. Quindi se la scuola ecco, per esempio la scuola con Andrea forse è stata manchevole, vanno pure contestualizzate le cose, non c'era. Con mio figlio Daniele poi mi è stato anche di grande aiuto, perché Daniele oggi è grande, all'epoca aveva 10 anni, però insomma la valigia che si porta dietro è abbastanza pesante, insomma. E il confronto che ho avuto anche con la dirigente, con i docenti, insomma, ha aiutato Daniele, ha aiutato me. Quindi questo a dire, insomma, che la scuola è dalla nostra parte. Certo. Infatti, non so quanto tempo abbiamo ancora. Possiamo andare. L'altra domanda sarebbe stata proprio questa. Quali strategie possiamo utilizzare per potenziare questo meccanismo di distruzione del bullismo all'interno della scuola, ma anche nella nostra comunità? Okay. Uno strumento l'abbiamo già individuato, che è quello dell'emersione, l'abbiamo definito così, okay? Non rimanere zitti, ma segnalare ogni qualvolta ci dovesse essere una presa in giro, un attacco, okay, verso qualcuno. Però come si coltiva questo linguaggio, no? Disarmato, questo linguaggio del rispetto verso la diversità, verso... Sicuramente è l'educazione al rispetto alla diversità che insomma deve comunque passare all'interno anche dell'insegnamento delle varie discipline. A me piacerebbe l'idea proprio utopica fare della scuola una comunità nella comunità, quindi dare spazio anche a quelle figure esterne ma che diventano poi, che lavorano all'interno della scuola. Perché non tutto può essere delegato ai docenti, non tutto, cioè ognuno deve fare il suo. Però sicuramente sono momenti che vanno ripetuti, cioè l'intervento deve essere davvero sistemico e ciclico. Non basta portare soltanto i ragazzi a vedere un film, che fai? Basta. Cioè, portate un film... Poi venire la mamma, cioè io posso abbattere un muro veramente, cioè quando mi rivolgo a queste platee di 400-500 studenti parlo, che se non te li sei ammagliare, insomma, è un macello, insomma, no? Cioè si cominciano a lanciare le pallette di carta e invece stanno veramente in religioso silenzio. E questo è segno veramente di... l'attenzione, e quindi sto arrivando, come ho scritto nel libro, no? Quello che volevo era arrivare al loro cuore per far ragionare le loro teste. Spero di riuscirci. C'è questa mosca? Certo, sì, è un segno aereo, è mia presenza. Non so, io lascio aperto a disposizione il microfono per eventuali domande da parte di insegnanti, genitori. Sarebbe bello anche dialogare con il pubblico così numeroso che, abbiamo detto, non è solo un pubblico, ma è una comunità che si sente educante, no? Corresponsabile di questo percorso che tu hai indicato verso una direzione ben precisa. C'è qualche domanda per Teresa? Prego. Non facciamoci vincere dalla paura. No, non penso, insomma, che... Qualche curiosità? Anche da parte di chi può aver già letto il libro? Io invece piuttosto una preghiera. Sì.
per chi prende il libro, per chi ce l'ha, di non farlo morire in un cassetto, di prestarlo, magari se lo riprende poi lo ripresta, perché ecco, mi piace l'idea di questo messaggio di pace che veicola. Okay. Andiamo in chiusura, mi piacerebbe chiudere con uno stralcio, proprio la chiusura del libro. Per vincere questa sfida dobbiamo combattere l'anticultura del preconcetto, dello stereotipo, della perfezione a tutti i costi, perché la causa di qualsiasi forma di violenza è l'ignoranza, l'indifferenza, l'omertà, i pregiudizi. Per tutto questo c'è una sola soluzione, la cultura, e oserei dire anche l'amore, l'ascolto, ok? Cultura della legalità e cultura del rispetto. Grazie a Teresa Manes. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Proprio per questo vorrei qua Gianluigi e Giacomo per un piccolo omaggio a Teresa e ad Alessio. Grazie, grazie ancora. C'è un piccolo omaggio anche da parte dei ragazzi. Grazie, grazie ancora, vi lascio liberi. Faccio venire qua Tiziano e soprattutto vorrei qui Riccardo e Effi, i padroni di casa. Per ringraziarli della loro ospitalità. Intanto che arrivano vi ricordo l'appuntamento di domani che si terrà presso Casa Boas Sallasio, ovvero da Zia Martina, in via Vittorio Emanuele 29, e il tema della giornata è resistere per l'ambiente. Riccardo e Effi, non li vedo. Eccoli, forse stanno arrivando, che c'è un fiume ancora di gente. Io vi saluto e ci vediamo domani. Buona serata e grazie per essere stati con noi, per essere venuti.